arrivas. Chiama l'ambulanza, Sì. fammi da fare respirazione bocca a bocca. No, quella no, No, non si grazie. può, che c'è il coronavirus che gira. Sì, la parte è No, sembriamo sport, gira tutto. Ma tu capito? Sì, sentiti Pastella, fa qualcosa, sentite. No, sto da sentare. Bisogna aspettare che passi. Ma come ti fai in questa maniera qua? Perché purtroppo se è un'abitudine veneta che da una parte mi so contrario e da una parte Mi fa purtroppo che casco dentro, tu capito? Non ti ha cascato dentro, si non ti ha fisico da bere che robe hanno. Ma che fa la gente grande, no? È vero. E chi la beve il biberon con l'acqua, no? Esatto, vabbè, il biberon con l'acqua. E perché mi so teenager, a differenza di altri vecchi in Cancarì. Figa, no, vecchi cagari. No, è così. I teenager, i beve il biberon con latte, anzi, ti dirò di più, qui è ancora più teenager, gli va a ciucciare la teta direttamente, non so se mi spieghi. Beati altri che se vecchi in Cancarì, Esatto. Mori cancaro. che non capisco robe. Oh, Oh! Fabio! Oh! Moro, rispondi sto cancro del telefono. No! Ah no. Ma ascoltami qua una roba, ti hai smesso di fumare, ti di fumare. No, sono ancora di fumare a faccia tua. Ah, che vergogna. Sì. Difatti con te arriverà, mi attaccherò una cicca, anche se non lo voglio, ma proprio per far, per imbastire a scena. Non fa né caldo, non fa né caldo. E non ti fa né caldo né freddo, questa è la parte razionale del tuo cervello che si autoimpone che non fa né caldo né freddo. Ma in realtà, in te subconscio, te soffrirà un casino, che te vedrà me che mi goderò la sigaretta. Ho sempre detto che con i massalti non si ossigena il mio cervello. Esatto, non ho capito cosa vuol dire sta roba, però... Ah, e se robe vicentine? Aspetta perché se arriva un cagnetto stanco della vita che le arriva davanti al CP. Bravo Marco, hai presa felina. Ti hai capito? No, non ho capito un cazzo. Non ti hai capito Ciao niente? Michele. Salutami casa, salutami. Salutami a casa. Insomma, vieni tu qua, guarda sottotitoli che cosa metta. 5 minuti, sto col camper, basta. Ma tu da solo? Te che butta l'olio e semi dentro il camper. Dai, butta l'olio dentro la friggitrice e vieni qua che ti aspettiamo. Dopo andiamo al Dio Piccolo se che passiamo me e Fabio. Dio piccolo. Dio piccolo. Adesso basta Dio, c'è un io. Esatto, adesso ci amiamo l'io. In cinese. Cosa parla? Bip, bip, Io, no bip. io. Ah, Ma io fa il video, ma io fa il video. no, non so devo fare il video. Ma che? Ma no, bip, bip. Ah, ma ascolta quella roba, ma mia, guarda che questa, io come che monto. Non t'ha la bicicletta. Te monta Marco. tipo che il video che si aveva fatto con Che Giovanni, sì, che era tutto romantico, Io c'hai Marco, Valtteri. quel tandem. Esatto, ti e Marco, secondo me si può fare un remake di l'avventura di ti e Marco romantici, dopo troverò qualche musichetta romantica da mettere. Dai, altri. Marco, che da ci dà adesso Fioriccia, Marco, secondo me. E sei un Fiorenza Marco? Ma No. no. Se io c'hai. Dai, ora è perfetto partì Michele, dai, fatta. Perfetto partire ora, Sai dai. che ti rimora tutti, Micheletti. Oh, stanno sempre con Fabio, non vuol dire che magari anche Marco può diventare che sfonda, Ah, quindi anche a Fabio sei un cioè sei tutti un Fiareccia, insomma, ho capito? E ora te godi, insomma, dai. Muovete rivale, ehi. Distrighete. Muovite. Muovite che Marco ha il baston duro, pure la plastica, la bicicletta ovviamente. Ma sì, e te metti il cuscinetto come che a volte con Giovanni, che era una scena molto tenera. che era Giovanni che si metteva il cuscinetto, no? Ah, è vero, era Giovanni che si metteva il cuscinetto. Beh, era una scena tenera comunque, ho sti ricordi dei noi altri tre. Mi da sol, con le mie convinzioni, con la mia eterosessualità. E Valtteri do che sperimentessi sta roba. Era un cuscinetto di fine corsa. Non so, era un cuscinetto di fine corsa. Ah? Ah? Ma tu vergogna! Ma no, no, mi vergogna. E il mio essere era in pace con la mia sensualità e con i miei sensi, ossia con la mia eterosessualità, e veda contemporaneamente da me pace, dalla mia interpretazione del mondo, Valtteri do... Oh! Buon pausa Italia, è arrivata l'Alessia.
Che ci si creda o no, in qualche modo la musica è offerta dal sole, grazie al mio bellissimo e antichissimo pannellino. Italia denota una roba, no? Guarda il mare come si contrasta dal cielo, guarda che figata. Cioè di solito nel periodo invernale sembra quasi un tutt'uno, appena percepisci, no, la differenza tra il mare e il cielo, no? Gli fa da tramite una leggera nebbia, almeno da noi, no? E qua guarda che colore, aspetta che inquadro, e qua guarda, non sono ubriaco, sta serio, sta serio. E qua vedi questo contrasto netto del mare, blu scuro, cobalto, no? Che si differenzia da questo cielo un po' ceruleo, spento, e c'è questo bel contrasto, no? Ah sì, vedi, è arrivato anche il Marco che avevamo disperso, che è andato a farsi un giro tipo 2 ore fa, ma secondo me... È una piegora! Dai, muoia so, le piegore morte! Secondo me sai come funziona? Praticamente... Cioè, almeno qua funziona così, fidati, è inutile girarsi attorno. Uno dice, ah, io a fare il giro, a fare la passeggiata, no, io figo, io camminatore. Sì, sì, ha girato di là, è andato in camper, si è fatto il pisolino di un'oretta e mezza, poi è ritornato fuori e è tornato, no, come quando tornavano i re dalle crociate, no, tutti trionfanti, no? Guarda, eccolo là, guarda, braccia all'aria, io ho cosato l'impresa epica. Le puntine del mondo, servizio di pulizia spiagge in cambio del foghetto, insomma, e fu così che si perdettero nella tundra alla ricerca di legname da ardere. Questo è un bel legname da ardere. È un posto abbastanza visitato dai camper, magari per colpa delle puntine del mondo, no? Che mette sti posticini tattici e dopo ci arrivano tutti. No, anche quelli piccolini qua che servono a accendere. Guarda che innesco, guarda che innesco. Un po' di innesco. Che innesco. Qua facciamo un po' di... Sì, dai. Uno dei momenti preferiti da Singano, raccogliere legna. Sta prendendo forma, però prima che vada giù il sole dobbiamo terminare, insomma, fare scorta, che così siamo a posto per questa sera. Emi! Eccola cara, mamma mia cara, quanto lo adoro sto cane, sei troppo brava, mamma mia, porca miseria, vado d'accordo con questo cane che non hai la minima idea. Però CP, dobbiamo capire se gli altri stanno pincionando o se stanno raccogliendo legna. Non so quanto vogliono bruciare, ma secondo me insomma già ci siamo. E il sole sta calando giù. Bello Italia, bello. Ok, forse è il caso che ci fermiamo. C'è un bellissimo cielo, abbastanza frufru. No, sta buono, sta indietro. Vabbè, Marco, lo abbiamo perso, Italia. Ma io credo che anche come legna siamo a posto per stasera. Però vabbè, l'ultimo giretto, metti che troviamo tipo un bel mazzo, perché quando fai un fuoco con gli amici così è sempre meglio esagerare, nel senso avere più legna di quella di cui hai bisogno e casomai la lasci là, non è che sei obbligato a bruciarla, no? Quindi intanto offriamo gratuitamente questo servizio di pulizia spiagge, dopodiché quella che non consumiamo la lasciamo lì in un mucchio, no? Sì, dai, io direi altri 2 o 3 rametti secchi che trovo qua e dopo anche basta, dai. CP, cosa dici? Basta legna, dai! Grazie! Guarda te, se mentre devo prendere legna devo avere la Nannini che mi suona sotto. Porca miseria! Già che pensano alla cena. La panoccia. Vedi, questo è il brutto di uscire con vegetariano, cioè non puoi neanche prenderti una carcassa e bruciarla sul fuoco, che ti senti in qualche modo in colpa, no? O il tofu. No, vediamo che cacchio fare, cioè per me è uguale, cioè voi mangiate quello che volete. È uguale un cazzo, non è che bisogna andare a caccia in 448, Vabbè, c'è un faiampa a strada. Nudi e crudi. Ti piace carne di cane? No, lasciare stare il cane, niente cinese stasera, no. Dai, niente cinese, niente.
Mangiali Emi, mangiali tu, così risparmiamo sulle scatolette, vai! No, allora stiamo pensando, siccome comunque siamo persone molto responsabili, stiamo pensando a dove accendere il falò questa notte, perché non dobbiamo rovinare l'ambiente circostante, perché poi lo vedranno altre persone, giusto? Quindi questa è l'impronta che tu devi lasciare nel mondo. Seconda cosa, non possiamo neanche avvicinarci troppo alle sterpaglie per non rischiare col vento di infuocare tutto quanto. Io avevo detto, ciò sarebbe bello in riva al mare, proprio in riva, però cioè, in riva di notte non è che vedi il mare, capito? Quindi adesso studieremo il cosa fare. In questo intermezzo di pausa io svuoterò la Pro per avere la memoria per registrare. E riempiremo stasera. qualcos'altro. Cosa? No, glu glu glu, no, che non fai allusioni sessuali. Che sei una serata un po' frufru, complice il tramonto, complice tutto quanto. Esatto, la Alessia è anche andata via, quindi insomma, Singano, sei anche in pericolo. Non faticare adesso. Lo odio. Allora, mi hanno svegliato stamattina a colazione prosecco, ok? Porca miseria, se andate avanti tutto oggi a bere, se ne esce adesso aperitivo. Ma cosa aperitivo? Porca miseria. Wow, hanno già iniziato senza di noi, Italia. Vedi? Questo è un po' una specie di affronto all'italianità, che è la condivisione. Luna spicchiante, molto, molto carina. Ah, sotto al classico fuocherello. Senti che tepore, senti, guarda come ha fatto il fuocherello, vedi? Perché nel suo ordine mentale, no? Vedi? C'è questa sorta di parallelismo, no? Aspetta che mi sto intrippando le parole perché mi hanno ubriacato. È un po' una sorta di violenza psicologica nei miei confronti, no? È un po' un legarmi, tipo Achille quando lo legarono con le catene, no? È uguale a Singano, con l'alcol gli legano le sue facoltà cognitive. Ah, perché facciamo mangiare nel fuocherello? Non lo so. Boh. Ma si parlava, no? Ah, non so, boh, proviamo. Sì, metteremo su il bronzo e spessoremo a Gardea. Tireremo su il bronzo e spessoremo a Gardea. Direi diamo un po' una forma, no? Un po' a questo fuoco, quindi creiamo questa sorta di struttura piramidale lasciando bene che passi fuori l'aria, cioè che passi l'ossigeno, hai capito? In modo che la combustione avvenga senza intoppi. Hello? Oh, bellissimo! Guarda stelle, c'è Marco che ha iniziato a dire le Pleiadi e qua e là, ma no, sono stelle, sono masse gassose, tipo escorese, sono tutte, Lo so. ma sì, sono scorese spaziali, guarda che roba, è pieno di scorese, quella no è la luna, però guarda che roba, è pieno di, cos'ha tu? Bip, cos'hai? Chi che ha rabaltato il bottiglione? Marco, no, rabaltare il bottiglione, Marco, dai, insomma, dai. Mamma mia Italia, varstelle che ci sono dietro, e sai cosa vuol dire? Che se oggi ha caricato a 25 ampere, domani ci sarà una ricarica della bolletta dell'energia elettrica estrema, cavolo, porca miseria, è veramente... È tutto il cielo stellato, sembra di non essere neanche in Veneto, sembra di essere in Toscana quando vedi il cielo con tutte le stelle, invece no, siamo in Veneto, siamo a Caballarin, minchia guarda che riprese horror, cioè per me che sono anche un po' sotto gli effetti dell'alcol, vedermi nel monitorino così, ho preso paura anch'io, non oso immaginare te, scusa. Miseria, ce l'ha ancora su col discorso della bottiglia. È tipo Andrea quella volta che siamo andati alla fiera del camper per il parcheggio di Padova, o tipo Singano quella volta che è andato a Krk per il pedaggio del ponte, stesso discorso, siamo avanti tutta la sera, la bottiglia rovesciata del prosecco. Magnagati! Mega scampato il Vicentino. E quella? Cosa è il Quella è toro? Auriga, vedi? Cosa Auriga? Auriga è la costellazione Auriga. Dove è l'Auriga? Quella è la costellazione del toro, quella è la spada Dov'è la e spada? quelle sono le Pleiadi. Che vuol fantasia perché gli è tutti i puntini. Ma quelle là cosa sono? Le Quelle? Pleiadi. Ok. Che player. E quelle là che si muove? È un aereo. Sei sicuro? Quella è l'orso maggiore, va, si vede bene l'orso maggiore, guarda. No, non c'è. Ah Ecco sì. l'orso maggiore. Ma qua sono molto più lontane, non le vedi qua. Te lo illumino. Io non le vedo neanch'io. Questo è Cassiopea. Non so. Dov'è Cassiopea? Dove è il Cassiopea?
Da qua e là? Sì, no, io direi che siccome la serata è abbastanza fredda, cioè il fuoco scalda un casino, ok? Però io direi di fare l'happy ending al fuoco, cioè non nel senso cinesatico del termine che conosci tu, ma di buttare abbastanza legna da ardere e dopo niente, mangiamo in camper perché fa freschetto, insomma, siamo a febbraio, ragazzo. Siamo in Veneto, non siamo ai Caraibi. A guidare ti sei ancora in giro, ti sei? A Borso del Grappa. Qua a casa mia. Telefonata con Andrea, da Ascolta, traduzioni siamo qui simultanee. che stiamo facendo un po' di fuoco in spiaggia, ci stiamo pensando. Dal Padovano al Vicentino c'è un po' di difficoltà, quindi per cui Marco sta scendendo nell'italiano e lo vengo... Lo so, perché ti era bravo a far legna. No, gli vengo in aiuto io. Digli. Sito Drio Magnare. E mi ha risposto, sito Drio Magnar, mi ha risposto. No. Sito Drio Magnare. Sito Drio Magnare? Cosa? Se devo guidare. Se devo guidare. Sito qua Mugere. Sito qua Mugere? No, Mugere. Mugere c'è casa. Ah, c'è casa Mugere, ok, perfetto, vedi. Grazie al traduttore simultaneo di italiano vicentino di Le Puntine del Mondo, i vari popoli possono unirsi. Nel frattempo Fabio e Marco sono andati a attaccare bottone con gli altri ragazzi camperisti, anzi no, sol che Fabio. Esatto, adesso probabilmente li porta qua, non lo so, non riesco a capire. Tu hai detto scozzese? Ciao ragazzi! Aspetta che copro le merde, che così evitiamo di vessare. Iperstellata sta situazione in Italia, bellissimo, bellissimo. Aspetta, le ha prese tutte Marco le sedie, Urco. No, ero venuto qua per dargli una mano, alla fine Singano come sempre. Ti ho visto. Dai, Singano, sei una brutta persona. Con te. Sì, guarda che c'è questo nuovo Fufi, guarda. Ciao bel Fufi. Nipe mapendo ya Kikongo na nipe mapenzi kutoka kwa mama niwe haya we turuke na haya we tupeperuke kama njiwa yaendaga yankutana mwenzake njiwa mapendo ndani ya roho yatufanya tuwe Non so, com'è che faceva l'arettore? Era quella del Cobra, mi pareva, no? Non so, cosa diceva? Il Cobra non è serpente, ma un cos'è? pensiero frequente. Quindi lei del Cobra aveva questa interpretazione abbastanza, voglio dire... Il Cobra ha sempre il suo effetto. Sì, no, ma parliamo dell'arettore, no? Per il Cobra, secondo te, almeno da ascoltatore della canzone, le interpreti come questa visione, no? Fallica, esatto, dell'arettore. Ma era così. Sì, no, concordo, insomma, perché anch'io ho avuto questa interpretazione. Quindi è una canzone abbastanza fallica, no? una canzone... Quella fatta da Giannini. Sì, una canzone fiera del caso, insomma, cioè...